Media Nord-Est che da oggi ha il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle principali televisioni regionali di Lombardia e Piemonte. Filippo Yiannakopoulos, amministratore unico del network Media Nord-Est. Dobbiamo essere orgogliosi, è un consolidamento nazionale per l'informazione locale di qualità. Al via Venezia il G7 dei ministri della giustizia, breve sfilata in piazza San Marco per il Guardasigilli Nordio, principale novità la costituzione di un gruppo permanente per l'attuazione e il rispetto delle leggi. Per il G7 dei ministri, tra cui rappresentanti del governo ucraino, città blindata, in corso la manifestazione dei contestatori, in campo un massiccio dispositivo di sicurezza. Eseguita l'autopsia sul corpo del tabaccaio assassinato a Jesolo, Roberto Basso colpito con estrema violenza, le indagini proseguono serrate tra i commercianti, cresce la paura. Già in partenza verso Vicenza le 100 penne nere veneziane che sfileranno domenica alla Giornata Nazionale inneggiando alla pace e ricordando i caduti. È stato attribuito a Peter Weir, regista e sceneggiatore di capolavori come L'attimo fuggente, The Truman Show, il Leone d'Oro alla carriera della 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre dunque con una notizia storica che ci riguarda perché il network Media Nord-Est ha acquisito il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle televisioni leader del nord-ovest del nostro paese. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del nord-ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel, un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. Dunque una nuova, prestigiosa e pionieristica acquisizione per il gruppo Media Nord-Est che, come detto, si aggiudica il 21,71% delle quote di Mediapason, che è la società editrice delle televisioni più importanti in Lombardia e Piemonte. I dettagli nell'intervista dell'ingegnere Filippo Yiannakopoulos. L'ingegnere Yiannakopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. È un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antena 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milan Now, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2.
in un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori, cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antena 3, mentre la nostra Antena 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, lei tenga conto che Antena 3, come la nostra Antena 3, diciamo, ha 40 anni, anche l'Antena 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Cambiamo argomento. Al Via Venezia il G7 dei ministri della giustizia, breve sfilata in piazza San Marco per il Guardasigilli Nordio. Principale novità, la costituzione di un gruppo permanente per l'attuazione e il rispetto delle leggi. Ma allora andiamo subito in piazza San Marco dalla nostra Ilaria Marchiori per capire quella che è la situazione, se questa sfilata c'è stata o se i ministri stanno pian piano arrivando. Buonasera Ilaria. Buonasera a te Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Con l'arrivo del ministro della Germania, proprio in questo momento, Marco Buschmann, sono giunti qui ai piedi di Palazzo Ducale tutti i ministri del G7 giustizia, dunque Francia, Regno Unito, Canada, Giappone, Stati Uniti, naturalmente Italia che fa gli onori di casa con il Guardasigilli, il ministro Carlo Nordio. Allora ci sono tutti e 7, come vedete in questo momento, prima di avvicinarci con questa passeggiata di cui hai anticipato ma che non è ancora avvenuta, c'è circa una mezz'oretta di ritardo secondo l'agenda, però naturalmente potete immaginare che i momenti e gli orari non vengono sempre rispettati secondo appunto quelle che sono le disposizioni, perché ci sono sempre quei 10 minuti e anche una mezz'oretta in più. Adesso stiamo vedendo i ministri stanno salutando il governatore veneto Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Darco Pellos, eccoli qui. Tra un po' faranno anche una fotografia di rito, vediamoli. Qui si è appena avvicinata anche la vicepresidente della Commissione europea che ha partecipato alla riunione ministeriale di questo pomeriggio. Ricordiamo che il G7 Giustizia ha preso avvio proprio oggi alle ore 14:30 e si concluderà domani pomeriggio, e tra l'altro ci sarà anche una conferenza stampa con il ministro Carlo Nordio che illustrerà com'è andata questa 2 giorni, una giornata importantissima e particolarmente ricca di emozioni. L'ha definita Nordio anche perché ha aggiunto commemora le vittime del terrorismo e 40 anni fa sono stato il giudice istruttore dell'inchiesta sulle Brigate Rosse. Ecco, state vedendo adesso, eccoli qui, tutti vicini, tutti insieme. A brevissimo entreranno a Palazzo Ducale per una visita, perlustreranno appunto alcune stanze, la zona, e dopodiché si riuniranno tutti insieme, rimarranno tutti insieme per una cena, la consueta cena. Ecco, in questo momento li seguiamo anche noi con la nostra telecamera. Se i tempi ce lo permettono, Francesca, ma dimmelo tu, continuiamo a seguirli, altrimenti possiamo sentire le prime dichiarazioni del ministro Nordio raccolte questo pomeriggio, che ha parlato di un'importante costituzione di un Venice Justice Group, ovvero un gruppo permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi, uno degli obiettivi che si erano prefissati
e che appunto è uno anche degli esiti dei risultati di questa 2 giorni del G7 Giustizia. Sì, vediamo qui a Venezia. Ascoltiamo le parole del ministro Nordio, Ilaria, mentre vediamo queste immagini di Simone Merlo. Grazie. Un grande piacere accogliere oggi i membri del G7. La novità più importante sarà la costituzione di un Venice Justice Group, un gruppo che sarà permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi. È una giornata particolarmente ricca di emozioni, anche perché oggi è la giornata che commemora le vittime del terrorismo. È mia personale perché 40 anni fa sono stato il giudice istruttore dell'inchiesta sulle Brigate Rosse, ma soprattutto è una giornata importante perché consolida una unità di intenti e una unità di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come il fentanyl e anche per quanto riguarda l'interesse che abbiamo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo già avuto dei colloqui bilaterali con i colleghi del Canada, dell'Ucraina, degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna questa mattina, altri proseguiranno domani. La giornata di oggi sarà in parte, almeno agli inizi, aperta affinché possiate vedere la meravigliosa location nella quale si svolge questo evento e poi naturalmente proseguirà tra di noi, sarà sicuramente estremamente fruttuosa e ancora una volta rinnovo il ringraziamento sia a tutti i nostri ospiti sia a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa organizzazione. Eccoci qui, Francesca, come vedete stanno continuando la passeggiata qui proprio in piazza San Marco. A brevissimo entreranno a Palazzo Ducale, vi facciamo vedere grazie alle immagini di Simone cortesemente tutte le forze dell'ordine qui dispiegate, pronte per accogliere i 7 ministri della giustizia giunti qui a Venezia per questa 2 giorni importantissima, da cui quello che emergerà scopriremo proprio totalmente domani con la conferenza stampa del ministro Carlo Nordio al termine di questa 2 giorni. Per ora io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie a queste immagini, ed è una città, lo potete immaginare, blindata, quella che ha accolto il G7 dei ministri, tra loro c'è anche il ministro, il rappresentante del governo ucraino. È in corso, ma lo chiediamo ad Anna Maria Parisi se è effettivamente ancora in corso la manifestazione dei contestatori. Ci sono stati momenti di tensione anche con la polizia proprio nella zona della stazione dove mi sembra dove tu sia collocata in questo momento. Anna Maria Parisi, buonasera. Sì, buonasera Francesca, è terminata da poco la contromanifestazione dei ragazzi e le ragazze dei centri sociali del nord-est, è terminata da poco più di mezz'ora con tensioni e scontri dovuti alle cariche di alleggerimento della polizia nei confronti dei manifestanti che hanno tentato di sfondare, oltrepassare la zona a loro interdetta. 250 i ragazzi e le ragazze arrivate da tutto il nord-est, Venezia, Treviso, Padova, Schio e Trento, dal piazzale della stazione dove mi trovo con Alberto Migot alle immagini, che hanno attraversato il ponte della stazione alle mie spalle per cercare di raggiungere il luogo dell'incontro del G7. Fortunatamente la carica di alleggerimento della polizia l'ha impedito, perché si sarebbero potute verificare maggiori tensioni. Non è risultato alcun ferito né tra gli uomini delle forze dell'ordine né tra i manifestanti, che però poi che quindi sono tornati indietro occupando diciamo così il ponte della stazione, dove poi hanno appeso lo striscione con lo slogan di cui ho aperto il collegamento.
argomento. Manifestazione, hanno detto comunque anche i ragazzi del collettivo universitario, quindi degli studenti universitari, che proseguiranno e non si fermeranno. Proseguiranno lunedì prossimo 13 maggio con l'occupazione anche di Ca' Foscari, con le tende che verranno posizionate nel cortile del rettorato e così negli altri istituti universitari di Venezia, così appunto dai ragazzi del collettivo universitario. E da Venezia è tutto, la linea torna a te. Maria Parisi, adesso la cronaca, indagini sterrate sulla morte del tabaccaio trovato senza vita a Jesolo. Roberto sarebbe stato colpito con violenza e cresce la preoccupazione tra i commercianti. Aver perso un imprenditore, un collega, qualcuno ben conosciuto nella località ti lascia sempre sconforto totale. Sconforto è lo stato d'animo che domina tra i commercianti e in generale un po' in tutta Jesolo, località che si interroga su come sia morto Roberto Basso. Il tabaccaio 64enne trovato senza vita lunedì mattina dal fratello nell'abitazione di via Antiche Mura. Un decesso ancora avvolto nel mistero. Le indagini dei carabinieri proseguono serrate nel massimo riservo, così come l'esito dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Cristina Mazzarolo, incaricata dalla procura. Roberto sarebbe stato colpito con violenza, deceduto per il colpo alla testa. Restano aperte tutte le ipotesi, tra cui quella della rapina finita male. Tanti si fanno delle interrogazioni e tanti hanno anche dei timori, delle paure, perché anche a livello imprenditoriale tante volte sei preso di mira e quindi in una situazione dove sta un po' degradando un po' tutto, perché la situazione non è semplice, c'è sempre più gente che delinque e sempre più gente che è convinta che in Italia si possa fare quello che si vuole. Sono tanti i punti ancora da chiarire. L'oggetto a punta che avrebbe procurato la morte dell'uomo, che dal primo esame esterno riportava ferite a testa e collo, non è ancora stato trovato. Manca il movente e l'autore. Questa mattina all'esterno del tabacchino di Basso sono spuntati dei lumini votivi, sintomo dell'affetto testimoniato dalle tante persone che lo conoscevano. Jesolo non è abituata a certe situazioni e quindi un fatto così increscioso sconvolge un po' tutti quanti, soprattutto il non avere neanche certezze di quello che è avvenuto, come è avvenuto. Lasciamo lavorare le forze dell'ordine e senz'altro riusciranno a scoprire quali sono state le motivazioni. Cambiamo completamente argomento, già in partenza verso Vicenza alcune delle 100 penne nere veneziane pronte a sfilare alla Dunata Nazionale degli Alpini a Vicenza. Già in partenza. È grande la trepidazione con cui anche la sezione alpini di Venezia si sta preparando per la Dunata Nazionale di Vicenza, prevista, come noto, per domenica prossima, 12 maggio. Un centinaio le penne nere lagunari che sfileranno al 95° raduno 2024, sfilamento alpino che si terrà nel nome della pace, inneggiata e auspicata contro le guerre in atto. Per cui tutte le sezioni presenteranno uno striscione che invocherà in qualche modo, nei modi più originali, questo desiderio di pace che abbiamo. Alpini veneziani che già si stanno preparando per un altro imminente evento, la 3 giorni di adunata triveneta di Bibbione prevista per giugno prossimo. 14, 15 e 16 abbiamo invitato anche tutti i sindaci della nostra provincia, saranno credo presenti tutti. Festa triveneta dai tanti significati e risvolti. Uno di questi per esempio è dedicare questo raduno triveneto al fiume Tagliamento, che è il fiume che proprio sfocia a Bibbione, e quindi daremo inizio a questo nostro raduno con una staffetta podistica. Gara podistica per dare risalto anche ai tanti alpini della zona del Friuli. Li ringraziamo fin da adesso, avremo l'aiuto degli alpini della sezione Cadore, sezione Carnica, la sezione di Gemona, la sezione di Udine, di Pordenone e poi noi. Cerimonie questa nazionale, la prossima triveneta, che tra alzabandiera, vestiglie e sfilamenti servono a mantenere vivo il ricordo, anche nel nome dei tanti caduti per la patria, per continuare a costruire il nostro presente con le fondamenta di domani.
E anche quest'anno Antenna 3 seguirà gli eventi della Dunata degli Alpini con una programmazione dedicata. Partiremo venerdì con le immagini dell'alzabandiera da Vicenza, dai 4 sacrari e dalla colonna mozza dell'Ortigara, fino alla sfilata del Labaro Nazionale Speciale Alpini la sera in onda dalle 21. Sabato dalle 11 la lunga diretta che racconterà i momenti ufficiali della Dunata alternandoli con le storie degli alpini dagli accampamenti della città. Poi dalle 20:30 in diretta lo spettacolo delle fanfare alpine e i cori, e poi domenica dalle 7 la lunga diretta della sfilata fino al passaggio della Stecca e la Maina Bandiera. A Mestre nel pomeriggio il commosso addio a Ezio Casalini, eclettico musicista, autore del noto brano Il Ciclone. Lacrime, fiori e musica per l'addio partecipato e commosso a Ezio Casalini, musicista e artista 63enne, natali partenopei, veneziano di adozione da 40 anni. L'omelia officiata da Don Stefano Cannizzaro nel primo pomeriggio alla chiesa Beata Vergine Addolorata di via Bissola a Mestre. Sulla bara la sua inseparabile chitarra è una rosa, rose bianche, come i bouquet consegnati dagli amici di Ezio a mamma Ilva e alla sorella Cesira, in silenzio e attonite, sedute in prima fila. Commoventi le parole con cui, tenendo spunto dal Vangelo di Giovanni, il parroco ha ricordato la persona e l'artista. Ezio, un ciclone, come il brano con cui con il gruppo La Fortezza e prima in Mescal si trovò nella top 10 dei brani più gettonati e suonati d'Italia sulla scia del successo dell'omonimo film. Da qui in poi le serate nei locali, anche con il duo chitarristico Il Duende, in un'altalena di eventi ed emozioni, con periodi anche molto difficili, ma sempre vissuti con la libertà e la tenacia di chi vuole realizzare i propri sogni e desideri di artista. Umile, ironico e istrionico, era tornato a suonare ricominciando anche dalla sua amatissima Venezia, a bordo delle gondole. Poi lo stop alla pandemia e la malattia contro la quale ha lottato fino all'ultimo, senza arrendersi e mollare mai, perché Ezio ha amato tanto la vita con la sua musica e la sua chitarra, esplicitandola sempre. Se ne va solchino all'ascia eredità d'affetti, ricorda il foscolo nei sepolcri. Ed è con questo spirito che la sua famiglia, i suoi amici tutti e gli ex colleghi lo ricorderanno nel testamento del segno del suo passaggio, perché Ezio è e rimarrà sempre nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e tanto amato. È stato attribuito a Peter Weir, regista e sceneggiatore australiano, il Leone d'Oro alla carriera dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. La Mostra del Cinema di Venezia e il suo Leone d'Oro fanno parte dell'immaginario del nostro mestiere, ha dichiarato Weir nell'accettare la proposta. Essere premiati per il lavoro di una vita come registi è un grande onore. Con quest'ultima notizia si chiude la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione torna sull'Italia, bel tempo e clima primaverile protagonisti nel weekend. Il dettaglio intanto di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti pomeridiani, specie in montagna. Temperature stazionarie minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, non sono attese piogge, il cielo si presenterà limpido o velato. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà stabile e soleggiato con qualche velatura. Temperature minime sui 15, massime sui 25-26. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.